alla rincorsa della Pisana Calcio 8, i padroni di casa della Golbet, alla rincorsa di un posto ai playoff, la Roma Calcio 8 GSA alla sinistra dei vostri monitor, tutte e due vogliose di iniziare alla grande il proprio 2017, ben ritrovati nel gelo dello Sport City. Questa è la penultima giornata di Serie A della Lega Calcio 8, semplicemente Golbet Roma. Freddo che non ci abbandona ha caratterizzato la gara tra Atletico Fiumicino e Cotton Club, vinta per 4-0 dai campioni d'Italia contro i campioni della scorsa Serie A2 dell'Atletico Fiumicino. Cotton che quindi alla vigilia della super sfida che chiuderà il girone d'andata al Ciriaci proprio contro la Golbet si trova, seppur con una gara in più, davanti ai blu cerchiati. Non era mai successo da un inizio anno dove appunto le due finaliste hanno invertito i ruoli rispetto alle ultime due leghe. La Golbet a fare la lepre nelle primissime giornate, nelle prime 7 prima dell'arrivo della Pisana, tuttora capolista, ma adesso è tutta un'altra gara. C'è la Roma che ha chiuso l'anno perdendo 3-1 contro la Pisana Calcio 8, che su questo campo ha sofferto una pesantissima sconfitta nella scorsa stagione per 4-0 e vuole venire qui a riscattarsi partendo proprio dal proprio capitano Seferi sul punto di battuta della gara. Sfida che inizia in questo istante. Appena avremo tempo vi daremo conto dei giocatori in campo che comunque, essendo propri della Lega Calcio 8 ad altissimi livelli da tanti anni e all'interno appunto di questa sfida che ci ha regalato tante emozioni anche ai playoff o in Coppa Italia negli scorsi anni, avete potuto apprezzare tante e tante volte. Eccone uno, l'ex Checco dello Scapicollo Parroni, prova ad imbastire la prima azione della gara per i suoi, che passano varcando la linea di metà campo. Il buon intervento di Morizzi, poi Sterbini e Stufa regalano il primo possesso alla Golbet. Stufa che va da Tubani, assente d'eccezione per squalifica nell'ultima gara contro l'Atletico Fiumicino, è riuscita comunque a portare a casa una vittoria striminzita ma fondamentale la Golbet Calcio 8 per terminare la serie di non vittorie che sarebbe giunta a 5 incontri non fosse stato per il destro di Edoardo Maroder. Qui a centrocampo un contrasto con Seferi che prova a scappare in mezzo a 3 uomini, finisce per allungarsi troppo il pallone. Golbet che si schiera almeno all'inizio con Princicalli falso 9, Tubani ad agirgli vicino con Morizzi e Stornelli anche in appoggio. È una formazione molto offensiva quella che in questi primi minuti in campo Mauro Carboni prova ad opporre alla Roma di Roberto Rossi. Garofolo, uno degli elementi difensivi, degli unici 3 elementi giocatori difensivi insieme a Sterbini e Stufa. Dialoga bene la Golbet lungo la fascia sinistra fino ad un cross che era stato operato, crediamo, da Tubani. Giocatori tutti con lo scaldacollo come cappello per proteggersi dal gran freddo. Non sarà facile riconoscerli durante il prosieguo della cronaca, che passa per un lancio sulla testa del numero 5 Cossu, che fa l'attaccante oggi nella Roma. L'abbiamo visto con gran profitto proporsi come marcatore per esempio di Andrea Moretti contro il Football 8, il primo volo di Opara. Plastico con la palla che sarebbe comunque di molto uscita. 6 al C, 5 Cossu, 12 Coletti, 10 Liotti, 11 Oliva, 2 Paoliotto Parroni, Pisapia è il 15. Calcio d'angolo per la Roma, battuto arcuato lungo il secondo palo, sfera che non può essere controllata dal numero 2 Paoli. Chiudiamo la lista con il numero 7 Seferi, 4 Succi e 3 Vannozzi. Sterbini gioca da Stufa, suo fido compagno in difesa nella gara che abbiamo potuto osservare integralmente da parte della Golbet Calcio 8 in casa della Pisana. Fondamentale l'apporto di Stufa che ha giocato un'ottima gara al Ciriaci, gara che sicuramente sarà rimasta abbastanza indigesta. Una Golbet che aveva potuto giocare lungamente con l'uomo in più, Princicalli con il suo cross deviato e la Roma che riparte. Dal centro Cossu, porta bene palla, la lascia lì a Capitan Seferi, fallo subito da Seferi.
Golbet che oppone naturalmente in porto Para, poi il numero 22 Angelè, Stefano Carboni con lo numero 19, con l'8 c'è Stefano De Marco in panchina, Matteo Monteforte col 24, Mauro Morizzi col 20, mentre lancia la Roma sul petto di Stufa, Tubani la controlla, intervento forse a gamba tesa, sì è così, eravamo giunti a Morizzi, quindi il numero 5 è Pantaleoni, col 21 c'è Princigalli, 14 Santini, 6 il capitano Sterbini, Enrico Stornelli alla numero 11 e chiude la lista il numero 7 Tubani insieme al numero 16 Stufa, Princigalli. Ben letto da Paolì il suo tentativo, poi recupera alla grande il pallone lo stesso Princigalli che prova ad andarsene correndo lungo la fascia sinistra, c'è l'assist dentro, Stornelli si libera, tiro deviato ma continua l'azione, attenzione a Morizzi, doppio passo di Morizzi in area di rigore, appoggio ancora fuori, troppo docile però, allora il contropiede della Roma con Cossu, appoggio a Seferi. Non è con piede educatissimo, in questo caso Cossu. Morizzi. Daniele Stufa. Appoggia Morizzi, prova ad uscire in pressing la Roma, con pazienza la Golbet torna da Stufa, poi a destra Princigalli, molto intercambiabili i tre uomini d'attacco blu cerchiati in questo avvio. Tubani partendo dalla distanza, poi un destro è deviato in fallo laterale. Stufa lascia scorrere ancora in rimessa. Tubani. Giocata di Tubani, usano le mani su di lui, le usa Seferi, calcio di punizione. Protestava Alcini. Protesta alla fine nemmeno troppo vivace da parte di Alcini, l'ha redarguito l'arbitro. Piccolo battibecco con Seferi che ora è andato a mettersi in barriera. Princigalli parte col suo mancino e invece un appoggio a Tubani, stoppata la sua azione, la Roma l'ha letta bene, può andare in contropiede con Seferi che corre, va ad incunearsi, chiede una trattenuta, Opara la gioca, grandi proteste della panchina della Roma, tocco su Princigalli, calcio di punizione, è rimasto a terra dall'altro lato Tubani, un attimo di confusione. Le proteste di Seferi per l'arbitro più lontano dalla nostra postazione. Cambio del pallone nel frattempo tra Opara e la panchina. Si riparte dal cerchio di centrocampo anche se la punizione era stata fischiata forse più lateralmente in area di rigore. Princigalli nello strettissimo spazio che la Roma concede per poi riaprirsi a ventaglio in contropiede. Parroni rimontato, è suo l'ultimo tocco, fallo laterale. Garofolo, Sterbini, Tubani, Stufa, Sterbini nelle insolite vesti di Pacere in panchina Angelè. Bene la Roma con Oliva a chiudere un'altra invettiva sulla fascia mancina dei blu cerchiati. Sono 7,5 i minuti sul cronometro del primo tempo, è ancora 0-0 tra Golbet Calcio 8 e Roma Calcio 8 GSA. Giallorossi oggi in maglia arancio che provano ancora a difendere, respingono il primo tiro, poi Morizzi vicinissimo all'incrocio. Cambio di fronte della Roma, che almeno in questi primi minuti sta confermando le ottime impressioni proposte in chiusura di 2016 in casa della capolista pisana Calcio 8, una volontà di giocare il pallone, di cambiare molto spesso fronte. Questa è la peculiarità della squadra allenata da mister Rossi, che oggi sta lasciando il suo posto in panchina direttamente al presidente Michele Villani.
non riusciamo a scorgere il mister. C'è anche l'addetto stampa dei giocatori capitanati da Seferi, vale a dire Pier Giorgio Frazzini, lì in panchina, mentre si fa apprezzare anche in ripiegamento come al solito Stornelli. Fallo laterale battuto, palla al lato corto dell'area di rigore, scavata dentro, Stornelli la tocca, prova a coordinarsi Cossu in area e poi Opara gioca corta la difesa a 3 della Goldbet. C'è Morizzi che era venuto a prendersi indietro il pallone, ma si ricomincia da Capitan Sterbini, quindi poi Stufa, sale Stufa ma decide di tornare ancora da Sterbini. Ragionamento della Goldbet, costretta a questo tipo di gioco da una Roma attentissima per ora a coprire ogni linea di passaggio, primi minuti con poche occasioni. Non fosse stato per quel tiro improvviso di Morizzi che ha sfiorato l'incrocio dei pali, staremmo parlando di una gara che al 10° minuto non ha offerto ancora tiri in porta. Occhio a Tubani, Princigalli prova a ritagliarsi lo spazio, va a terra in gamba tesa lui, anzi era Stornelli. Alcini, qualche protesta di troppo, giocatori infreddoliti, ma certamente col cuore caldo per far sentire le loro ragioni. Qui Seferi si lamenta per un intervento su di lui, non viene fischiato. Tante parole per ora in campo qui allo Sport City, poco calcio 8 di qualità, ma sicuramente ci sono tutti gli elementi per assistere a una gran gara. Ecco Capitan Sterbini, prova il diagonale, va da Princigalli, il sinistro debolmente tra le braccia di Coletti. Alcini chiama un piazzamento attento della sua difesa Opara, il cambio di gioco va a pescare però Seferi. Solita azione di Seferi, palla al piede, difficile fermarlo, le sue finte, doppi passi al lato corto dell'area di rigore, entra, va giù Seferi vicino alla linea, vediamo la decisione dell'arbitro. Seferi entra dentro, sì, è calcio di rigore per la Roma. La danza sul pallone di Seferi, impressionante la rapidità dei passi corti del capitano della Roma Calcio 8 GSA, ha costretto Mirko Sterbini a metterlo a terra e quindi sarà calcio di rigore. Klaus Seferi contro Manuel Opara. Parte Seferi. Mancino che spiazza Manuel Opara e il vantaggio della Roma Calcio 8 GSA con il suo capitano che si guadagna il rigore e lo trasforma 0-1 allo Sport City. E la gara che prometteva spettacolo per almeno fino a questo momento. Siamo giunti praticamente alla metà della prima frazione, solo sotto il profilo delle polemiche, un po' troppe in campo nei primi minuti per consentire uno svolgimento equo e solidale della gara, in fluido. Adesso promette spettacolo anche sotto il profilo strettamente tecnico e tattico, perché la Roma Calcio 8 potrà proseguire nella sua gara attenta di chiusura delle linee di passaggio. Alla Goldbet viene richiesta ora sicuramente più rapidità in un palleggio che deve cercare ora di stanare la formazione romanista. Dentro lo stop tentato, ma c'è il buon rinvio di Alcini. Seferi su Morizzi che tocca con la testa verso sinistra dove ha spazio Garofolo. Si ferma Garofolo, cerca Morizzi verso il cuore del campo, si aggrappano anche un po' a lui i blucerchiati in questo difficile avvio di gara. Morizzi dà a Stufa, Stufa stoppa bene, riesce a entrare in area di rigore, ottimo intervento in scivolata da parte di Paoli, calcio d'angolo Goldbet.
Calcio d'angolo per la Golbet, lo batte Stornelli, dentro il tocco, alto sopra la traversa, ottima l'occasione per Princigalli qui. Stop, controllo difficoltoso, quindi si torna indietro ed altro campanile verso Cossu. Funziona per ora la tattica della Roma, che è andato a mettere quello che abbiamo visto giocare ormai in tutti i ruoli in campo, Jolly Vero Cossu. Fa il centravanti in fase di rinvio e per ora mette in grande difficoltà Sterbini, ma soprattutto dall'altro lato Garofalo va a mettersi in mezzo a loro due quando i difensori della Roma vanno a rinviare. Princigalli abbassa il raggio d'azione, intercambiabili quelli della Golbet, attenzione a Goletti che la lascia in area di rigore, franano addosso a un giocatore della Golbet le proteste, ma si continua. Si prosegue a giocare tutta la Golbet intorno all'arbitro, ma la Roma Calcio 8 può andare in contropiede. Da quest'altra parte c'è la spinta di Tubani, prova ad andarsene a sinistra il numero 3 della Roma col cross deviato. Arriva l'arbitro. Grandi discussioni. Non usarmi in faccia! Voglio sapere chi ha visto! Ma non hai visto chi è! Voglio sapere chi ha visto! Non hai visto chi è! Guarda col capitano! È lui! Fenomeno! Voglio sapere chi ha visto! Come sono la finita? È arrivato da laggiù a stanno imbarcati con sbagli al zuccotto, ma non è fatto con me! No! In serio! In serio! Non ti tocco! Non fai mi fuori una a caso! Ma stai scherzando? Fuori, non mi puoi di uno ha parlato! A me! Ma che stai a dire? Senti che sei! Senti che sei! Senti che sei! Tu stai fuori, uno l'hai preso! Ma che portino! Ma che portino! Ma che portino! La partita è ferma ormai da 3 minuti. È stato espulso per proteste. Si è andato a risedere in panchina Monteforte, quindi dovremo chiedere. Vengono alla fine espulsi il presidente della Golbet Calcio 8 Andrea Cincetti e mister Mauro Carboni. La gara fatica a riprendere, naturalmente i giocatori che dovranno rientrare in temperatura dato il gran freddo si sono tenuti caldi a parole. Cincetti e Carboni seguiranno Cotton Club e Golbet Calcio 8 dall'esterno della rete del Ciriaci. Non sappiamo dirvi a che minuto, ma calcio d'angolo per la Roma Calcio 8.
Corner che verrà battuto a rientrare sul secondo palo, toccando forse la traversa, ma non ve lo sappiamo dire. Morizzi, grande bagarre comunque prima, perché dopo l'intervento fallace sicuramente di Coletti sul pallone, un giocatore della Golbet era stato travolto poi dalla conseguente uscita del portiere della Roma, non è stato fischiato calcio di rigore, grandi proteste dei blucerchiati, gli arbitri erano più vicini di noi, forse hanno optato per un'involontarietà da parte di Coletti su quell'episodio. Golbet che rimane sotto, qui prova a palleggiare con Morizzi che poi tira a terra Cossu e sta scorrendo via. Questo primo tempo ci saranno tanti minuti da recuperare. Viene spinto in avanti Oliva e si riparte da Alcini. Una Roma coriacea per ora sta meritando il vantaggio qui allo Sport City contro una Golbet che davvero non riesce per ora a varcare il muro. Bene retto dalla squadra di Villani, con Cossu che prova a lottare. Non è una posizione sua, almeno fino a un certo punto si sta ben distinguendo quando c'è da sgomitare, da lottare col fisico, ma poi con la palla al piede non può certo fronteggiare giocatori come Morizzi. Ci sta comunque provando. Princigalli, Stornelli, la palla che scorre, si torna a sinistra, lungo linea su Seferi, sempre Seferi, su Stufa, in fallo laterale. Rimessa laterale che la Roma batte in verticale ancora verso il proprio capitano, altro contrasto, altro fallo laterale dato ai giallorossi, o meglio agli orange oggi di Villani. Seferi stoppa, la mette giù, riesce ad andarsene, viene spinto, l'arbitro non fischia. Protesta il capitano della Roma in questo caso. Era volato via in un fazzoletto Seferi, ancora in mezzo a un nuvolo di avversari. Morizzi di prima indietro da Stufa. Serve ordine alla Golbet, provano a metterlo con questa azione in bel palleggio i blucerchiati. Tubani, Goletti e poi la palla sulla traversa, incredibile. Con un pizzico di sfortuna anche la Golbet, qui Goletti aveva perso totalmente contatto visivo col pallone che lo ha scavalcato dopo un altro intervento imperfetto. Calcio d'angolo battuto, era andato a staccare un giocatore della Golbet, ma la palla è in fallo laterale da quest'altro lato per la Roma. Seferi lo lascia ai propri compagni per andare ad occupare le posizioni offensive. Pallone lungo su Sterbini che di testa finisce per servire dall'altra parte Oliva. Allora ancora contropiede della Roma, Klaus e Seferi di fronte a sé Stufa, lo lascia lì con le finte, Stufa rimonta, palla in fallo laterale, Seferi pericolo costante. Ora Parroni, con autorevolezza la Roma su questa fascia, Seferi ancora lui. Duello tra numeri 7, ancora Seferi vuole entrare in area, non lo toccano stavolta, poi la palla a rimorchio. Che prestazione del capitano della Roma Calcio 8 GSA. Alcini. Intervento in scivolata di Morizzi, molto duro su Alcini. Chiede scusa Morizzi che era andato molto duro in scivolata, senza forbice, a cercare il pallone ma ha colpito nettamente l'avversario. L'arbitro opta per la benevolenza stavolta, nessun cartellino per il numero 20 della Golbet. Paoli ha ricevuto da Oliva, in sicurezza da Alcini, ultimo uomo. Tubani legge il lungolinea che intendeva servire il numero 3 Vannozzi. Eccolo alla rimessa su Seferi. Gli lasciano spazio, scava il pallone Seferi, stavolta sbagliando la misura del passaggio, a fretta di ricominciare l'azione Opara, che infatti va da Stornelli. Sterbini, Marco Garofalo, ancora capitano Sterbini, va in verticale, ha causato lui il calcio di rigore. Cossu ha provato in ogni modo, anche con le cattive, qui a fermare Princigalli, ci riesce in un secondo momento, poi va a sbattere su Morizzi, calcio di punizione Golbet. Sterbini, non sono piazzati bene quelli della Golbet,
per attaccare l'area di rigore, allora si gira ancora a largo da Garofalo, Morizzi, sfera incollata ai piedi per il numero 20, sfida un paio di giocatori della Roma, li lascia lì sul posto, costretto a retrocedere, poi il destro con deviazione decisiva di Paolì di fronte a Goletti. Calcio d'angolo per la Golbet, calcio 8 che arrimba con 3 giocatori in area di rigore, palla dentro per lo stacco di Tubani, dall'altro lato Princicalli prova a tenerla viva ma è molto attento Alcini. Fallo laterale operato, dentro, palla che scorre, un velo per nessuno, anzi per il contropiede che spinge Valerio Parroni, gliela chiamano da tutt'altra fascia, il cross che parte, stufa Opara, deve andare in tuffo con la testa a sbrogliare una matassa difficile, Opara con prontezza per evitare anche il retropassaggio, poi Tubani dall'altro lato, bella azione che è andata a completarsi in contropiede, Tubani tra le braccia di Goletti, per una volta sicuro inchioda a terra, non c'era riuscito nelle occasioni precedenti dove la mancata presa, la sola respinta del pallone aveva dato chance mica male alla Golbet. Su una ha reclamato un calcio di rigore, su un'altra pizzicato l'incrocio dei pali. Riscaldamento di massa in panchina per la Golbet mentre la Roma attacca da destra. Indovinate un po' con Seferi. L'1-2 col capitano ancora a presentarsi ai confini dell'area di rigore, ad attrarre su di sé le attenzioni di 2 elementi della difesa della Golbet, a lasciarli lì sul posto ancora. Seferi fuori, splendido. Parroni, il destro è deviato tra le braccia di Opara. Che partita di Seferi! Rinvio di Opara, colpo di testa, liberare di Alcini che bada alla sostanza e sarà fallo laterale. Sono 3 minuti dati di recupero dall'arbitro giusti, data quella lunga discussione qui sotto la nostra postazione dopo il rigore non assegnato alla Golbet e la conseguente espulsione di presidente ed allenatore. Tubani, doppio triplo passo poi sinistro, murato 2 volte, poi un tocco e Tubani va a chiedere lumi all'arbitro. Goletti da Alcini, Roma che tiene, lungolinea, Seferi, 1-2 che si chiude, esce Opara, Seferi lo vede, va non lontano dal secondo palo. Intanto viene ammonito per proteste Tubani, provano a fermarlo in ogni modo dalla panchina. C'è Angelè che si sta sgolando. La prossima gara la Golbet calcio a 8 giocherà contro il Cotton Club. È una situazione disciplinare che non deve essere aggravata per nessun motivo dalle parti dei blucerchiati. Tubani, 2 uomini di fronte, cambia saggiamente campo, quindi Garofalo, Morizzi, sempre partendo molto da lontano Morizzi, passi brevi, poi ancora destro, ma sembrano essere molti tiri d'alleggerimento della disperazione per una Golbet che davvero in mezzo alle tante maglie difensive della Roma non riesce proprio a trovare un pertugio. Morizzi, Tubani, Alcini però ancora giganteggiare alle spalle di Tubani, poi si inventa qualcosa che non doveva fare Parroni, per sua fortuna recuperato dai compagni. Seferi pressato da Stufa, Seferi lotta sotto la nostra postazione, usa anche le braccia, tunnel la Stufa, serve il rinvio di Sterbini. Sterbini, palla lunga e cade a terra Morizzi, stavolta c'è fallo. Flavio Magliani in arrivo sulla nostra postazione, speriamo con bibite dal tasso alcolico alto per cercare di alzare la nostra pressione sanguigna vicino ai battiti che causerebbero l'ipotermia. Sterbini, Stufa, sale Stufa. L'1-2 non si chiude, ma Stufa si va a prendere comunque di forza il pallone, lo gioca contro un avversario, prova a causare un calcio d'angolo, non ci riesce, allora Princigalli scava dentro il pallone, ancora la Roma che regge, Princigalli in palleggio dentro Tubani, doppia deviazione, la palla esce fuori, c'è Garofalo che non può tentare il tiro, allora va ancora da Stufa, il destro di Stufa, Goletti a 2 mani, poi la Roma rinvia. C'è stato un fischio dell'arbitro, il gioco è fermo, gioco pericoloso, gamba tesa, in area di rigore.
quando il duplice fischio del direttore di gara pone fine a 3 minuti di recupero. Un bel primo tempo tesissimo, vede la Roma avanti, gol di Seferi sul rigore, 1-0. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità. Ostica la partita nei primi 25 minuti, sia per la Golbet Calcio 8 che per la Roma Calcio 8 GSA, che schiera Succi in partenza del secondo tempo, dando respiro all'uomo del momento, al suo capitano, a Klaus Seferi, protagonista assoluto non solo per essersi guadagnato e trasformato il calcio di rigore che per ora porta i ragazzi di Villani avanti sul campo della seconda forza del campionato, terza se consideriamo che il Cotton Club l'ha scavalcata vincendo nella partita precedente 0-4 con l'Atletico Fiumicino. Attenzione in area di rigore a Tubani, c'è subito un gran recupero su di lui da parte di Paolì, poi la palla rimane in area, altra traversa della Golbet, stavolta con Princigalli. Dicevamo di Klaus Seferi, protagonista assoluto per una serie infinita di discese, di duelli, per aver trascinato in lungo e in largo la sua squadra all'interno di una partita difficile, giocata così come gli avversari, in un gelo pressoché assoluto qui allo Sport City, ma con una prestazione di gran sacrificio anche di uomini come Cossu, ora in possesso di palla, che abbiamo visto spesso in difesa e che oggi va invece a fare la torre davanti per dar fastidio ai centrali della Golbet, che adesso saranno comunque protetti da un uomo in più. È praticamente il suo esordio in questa lega, è Daniele Pantaleoni, ma occhio alla Roma, al tiro che è deviato in calcio d'angolo. Le grida forsennate di Manuel Opara, che vuole attenzione nella marcatura in area di rigore. Salgono Paolì e Cossu e Succi, ma il pallone era per Oliva, toccato da Morizzi, fallo laterale. Rimessa che la panchina della Roma vorrebbe fosse giocata su Succi, così è, con l'insolita maglia numero 4, Succi che entra di forza in area, Opara con i piedi, poi il pallone rimane lì fino alla rimessa dal fondo. Opara per una subitanea ripresa del gioco, giallo per proteste a Succi. Era stato ammonito anche Tubani nel corso della prima frazione e rimane in campo, deve stare attento a non rischiare il secondo giallo, che vorrebbe dire estromissione dalla sfida contro il Cotton Club. Pantaleoni completa le operazioni di riscaldamento, nel frattempo Monteforte, con Morizzi che cerca in avanti Princigalli, ancora perfetto Oliva, Morizzi, Daniele Pantaleoni, Morizzi a controllare, ha di fronte a sé Cossu che gioca a uomo su di lui sia in fase di possesso che senza il pallone. Princigalli poi, lottando con Oliva, porta a casa calcio di punizione. Prince, Lollo, Daniele. Cossu vuole andare a farsi giustizia da solo con Princigalli, che forse ha allargato le braccia in occasione del contrasto, nulla di grave. Osserva da vicino la panchina della Roma, che tiene ancora a riposo Seferi. Morizzi preoccupato dalle capacità balistiche di Mauro Morizzi. Ne mette 2 in barriera. Parte proprio Morizzi a giro con la mano di richiamo, una grandissima parata di Goletti. Che bella parata dell'estremo difensore della Roma, che riscatta così un paio di interventi incerti nel corso del primo tempo, e direttamente da corner, e poi poco prima di uscire per far posto a Monteforte la mette dentro Princigalli, e il pareggio della Golbet Calcio 8 direttamente da calcio d'angolo. Eccolo uscire, ma a missione compiuta Lorenzo Princigalli. Ci ripensa e torna dentro Goletti, forse ancora con negli occhi la gran parata che ha causato quel calcio d'angolo. È andato fatalmente a lasciar scoperto il primo palo, lui o qualche compagno per lui che non si è andato a posizionare, e l'ha messa proprio lì Princigalli. Parroni, tutto da rifare per una Roma che si era portata avanti, c'è da dire anche con merito, con una gara davvero gagliarda.
E ora senza Seferi va a attaccare lasciando palla a Succi. Il suo palleggio protegge col fisico contro giocatori di pari potenza come per esempio Pantaleoni, Oliva, poi Pantaleoni con la punta, Morizzi che contrasta la forza di Cossu che finisce per servire Princigalli. Allora Pantaleoni a far correre Princigalli, il tacco è buono per Carboni che la rigioca, Pantaleoni da fuori, grande azione della Golbet e qui tutta di prima. Uno dei pezzi forti della casa per Daniele Pantaleoni, il tiro d'incontro dalla distanza di mezzo esterno destro, qui uscito troppo centrale tra le braccia di Goletti. Oliva di prima in avanti, una grande idea, fuori misura però per un intervento che non può arrivare da parte di Vannozzi. Sterbini, il capitano va da Pantaleoni. Carboni, Sterbini, a destra Monteforte, in verticale fino a Pantaleoni che può dare a Stufa. Sterbini, Stefano Carboni, Stefano Carboni, il corridoio cercato ma chiuso da Oliva fino a Monteforte. Prova ad andare in mezzo a due uomini e il terzo a chiuderlo. Allora Pantaleoni, pressato, va giù. Calcio di punizione contro la Golbet, l'ha toccata Pantaleoni da terra. Paolida Oliva, Goletti, Morizzi con la testa. Allora Vannozzi, l'azione proseguita sulla sinistra, sfera che attraversa tutta l'area di rigore, nessuno ad incontrarla. L'appuntamento col gol sul secondo palo, piccolo brivido per Para che ha già rimesso, però siamo quasi giunti al settimo, crediamo. Nel corso della ripresa la Golbet calcio a 8 ha raddrizzato per ora una partita molto difficile direttamente da calcio d'angolo con Lorenzo Princigalli dopo il vantaggio di Klaus Seferi per la Roma. Di prima male Monteforte. Allora Parroni, cambio di fronte a beneficio di Oliva. Paoli, gli lasciano spazio per lanciare, nessuno si muove però davanti, no, c'è un vero centravanti oggi per la Roma, anche perché Succi viene molto a ritroso. Allora Pantaleoni, Monteforte da Carboni, forse il pallone voleva essere per Sterbini, eccolo Sterbini, si torna a destra dove attende Pantaleoni, la sovrapposizione di un compagno che arriva solo ora, quindi Morizzi dalla media distanza tenta un tiro assist dentro, non giunge a contatto col pallone Princigalli. Allora Parroni, il metronomo della Roma, che ha giocato molto anche in interdizione nel corso del primo tempo in questo spezzone di ripresa concessogli da mister Rossi, che naturalmente punta moltissimo su di lui. Succi in orizzontale rasoterra ben intelletto dalla difesa della Golbet, che però non fa altro che riconsegnare il pallone ad Alcini che si propone per l'1-2. Succi si mette invece in proprio fino all'assist al limite da Oliva. Morizzi gliela sporca, Oliva ancora a contrasto e poi direttamente da Goletti. Roma qui naturalmente un pari su questo campo potrebbe anche andare bene alla luce della posizione in classifica. Succi a gamba tesa, si chiedono scusa a distanza con Sterbini. Carboni, Pantaleoni è rientrato, Tubani, Stufa, Monteforte largo a destra, va da Pantaleoni, Tubani, ancora Pantaleoni. Hanno tentato la giocata nello stretto Princigalli e Tubani, ma il passaggio dell'uomo del pareggio non è stato preciso, così come il corner che ha per ora impattato la gara. Princigalli ancora servito,
Se ne va secco sul suo uomo, a destra, Princigalli in area, Goletti, e poi pallone sull'esterno della rete, sarà calcio d'angolo. In un gran mischione da cui tutto poteva derivare, alla fine corner per la Golbet. Le indicazioni di Villani alla sua squadra, calcio d'angolo allungato verso Carboni, che non può intervenire, arriva prima di lui Alcini. In area Alcini da Oliva, rasoterra, Succi, a sportellate con Tubani, naturalmente gli concede una quindicina di chili e 20 centimetri. Succi ancora da Paoli. Goletti. Vannozzi, Oliva, da Cossu, ha capito tutto Pantaleoni, poi fallisce l'assist, Princigalli lo tenta comunque, ancora da fuori, Pantaleoni dopo la respinta, tenta il destro, troppo chiuso in diagonale, time out Roma, piccola pausa per noi. Con l'abbraccio tra Succi e Tubani ed il rinvio di Goletti parte l'ultimo spezzone di Golbet Calcio a 8 Roma Calcio a 8 GSA, gara della penultima giornata di Serie A della Lega Calcio a 8, che ha visto il pari nella ripresa di Princigalli, che ha risposto al vantaggio ospite di Capitan Klaus Seferi, che non è ancora rientrato nelle fila della Roma, probabilmente un guaio fisico per lui. Non ci spieghiamo la sua assenza dopo 25 minuti di rara bellezza e costanza qui sul terreno di Via Albaro del Portiglio. Fallo laterale su Succi. Carboni prova a ringhiare su di lui, palla poi rinviata, allora Monteforte, ancora Monteforte, non si intende col compagno che andava incontro. Ringraziamo la collaborazione all'assistenza, alla regia di Flavio Maiani. La Golbet Calcio 8 attacca ancora con Tubani, poi Pantaleoni deve chiudere su Parroni, traversa di Carboni verso la nostra postazione, stava per fare strike. Golbet Calcio 8 che salirebbe a quota 31 con questo pareggio Cotton Club, che si trova ora a 32. Dalla fascia sinistra la Roma, col numero 10 Liotti, ha fatto lui il suo ingresso in campo solo ora, uno degli elementi decisivi nelle ultime vittorie, soprattutto quella contro l'Atletico Fiumicino per la Roma. Qui Alcini in bello stile, sale bene Alcini, se ne va con la suola, allora Succi, dentro Alcini, da fuori Cossu, grande intervento di Isterbini a chiudere tutto, occasione d'oro per la Roma al limite dell'area, e poi il rinvio di Carboni, salta bene in difesa Paoli, occhio a Liotti, alla Roma che ha un po' sparigliato le carte lì davanti, ha tolto punti di riferimento alla Golbet, che ha rischiato di capitolare per la seconda volta, ora si aggrappa a Monteforte. Sale Monteforte, tenta la giocata verso Princigalli, l'1-2 che si chiude, Monteforte cerca spazio in area di rigore al lato corto, tenta un cross, la sfera gli carambola addosso, poi cade gettandosi addosso ad un avversario in maniera abbastanza goffa, non chiede il rigore. Poi Pantaleoni che crede su questo pallone, va in scivolata, ma è facile tenerla per Goletti. Altro ingresso nella Roma, entra Pisapia quando l'azione di Succi non può proseguire per un controllo così e così. Stufa, lo caricano dalla panchina. Pantaleoni, Princigalli bene di prima, ancora Pantaleoni, la lascia lì Monteforte, si pesta un po' i piedi con Tubani, ancora il pallone d'oro della scorsa Lega, andare da Stefano Carboni e poi scegliere Pantaleoni, infine Tubani, intervento in scivolata di Paoli, calcio di punizione. Cartellino giallo, crediamo proprio per Paoli. Da calcio di punizione la Golbet ha costruito l'occasione sulla quale poi ha appoggiato il suo gol del pari. Era stato Mauro Morezzi che ora ha abbandonato il campo per far posto a Pantaleoni.
3+1 in barriera per la Roma, calcio 8. 3+1 in barriera per la Roma, calcio a 8, con Princicali che la tocca da Monteforte che sbatte contro il muro, poi in area di rigore un doppio intervento, ancora un sinistro da fuori sulla schiena di Cossu, calcio d'angolo. Ha fatto il suo nuovo ingresso in campo nel frattempo il capitano della Roma Klaus Seferi. Si è riposato dopo una prima frazione di grandissimo sacrificio davvero. Princicali da corner, stavolta non tira ma la dà dentro, Goletti va giù all'ultimo e nega la gioia del 2-1 a Stufa. Goletti, Liotti, Alcini, le indicazioni di Opara che vede mal piazzata la sua difesa. Allora Succi che può scorrere da quest'altro lato dove Seferi come al solito rientra, prova ad andarsene anche su Tubani, ricomincia da capo su Liotti. Liotti dal numero 15, poi Succi. Succi ben contrastato da Pantaleoni. Ma ancora lì a contenderla la grande Liotti, se ne va su Pantaleoni, il numero 10, ancora lui. Gran rapidità d'esecuzione, poi Cossu, il tiro e Opara lo lascia scorrere sulla sua destra. Era stato Pisapia a dar manforte a Liotti nella azione poi conclusa fuori. Da quest'altro lato, gara che si è accesa con Princicali, che viene rimontato però facilmente da Alcini. Passaggio così e così, la tiene in campo in Veronica Liotti, va in scivolata Princicali, si lotta su ogni centimetro del campo, prova ancora il 21 acquistato quest'anno dalla Golbet, poi Pantaleoni, Tubani, ancora lui, le finte, dà in area Tubani, chiusura di una Roma che è tornata ad arroccarsi di fronte alla porta di Goletti con Carboni in lungolinea su Monteforte, toccato, ma si prosegue, Tubani la dà fuori ancora da Carboni. Pensa per un attimo forse anche al tiro, ma non possono concedergli il mancino. Allora Pantaleoni a girare da Stufa, azione avvolgente della Golbet che cambia fronte, fallo laterale dell'ex Checco dello Scapicollo per la giocata di prima di Princicali che va a raccogliere il rinvio corto della Roma, che riesce poi a rimpossessarsi del pallone e a disimpegnare bene appoggiandosi su Simone Succi. Succi vede Pisapia proporsi, può allargare dallo spauracchio Seferi, ha di fronte a sé Stefano Carboni, lo sfida Carboni, molto bravo a fermare Seferi, poi Tubani, l'intervento di Cossu, arriva l'arbitro, vediamo, cartellino giallo per Cossu, che poi litiga un po' con Pantaleoni. Giallo anche per Pantaleoni. Un cartellino rosso mostrato a Cossu che abbandona il campo e lascia la Roma in 7 al termine comunque di una buona prestazione. Ha chiesto time out la panchina della Roma. C'è Seferi in barriera. C'è Sterbini a battere una punizione verso Stufa. Tubani. Salta l'uomo, sinistro, svirgolatissimo, lontano dai pali di Goletti. Il rinvio del portiere della Roma, vediamo se rinunceranno totalmente ad attaccare gli uomini di Villani, ora sotto anche di un uomo. Non sembra pensarla così Liotti, che si carica la squadra sulle spalle, se la porta lungo la fascia destra, s'appoggia poi ad un immenso oggi Klaus Seferi. Sfera a sinistra, occhio alla Roma con Pisapia, rimontato anch'egli però. Allora Carboni può appoggiare a Stufa che porta fisicamente fuori la sua Golbet. Occhio Monteforte, dal vertice il diagonale arriva con un istante di ritardo, in scivolata dall'altra parte Princicali. Opara vuole pressing alto, vuole che la Roma rilanci il pallone, non manca molto la segnalazione del recupero da parte del direttore di gara, sono stati 3 i minuti assegnati in addizione al primo tempo.
Fallo laterale per la Roma, che naturalmente adesso si prende tutto il tempo del mondo per andarlo a battere. Presenze femminili in tribuna a 5 dal termine, ragazze che sfidano il freddo per seguire probabilmente i loro partner. Non potremmo pensare altrimenti. Seferi nel frattempo col suo tiro deviato para a raccogliere in area di rigore e ha fretta di far ripartire. Centralmente Capitan Sterbini, poi stufa, rimangono solo Sterbini e Pantaleoni dietro. C'è Tubani un po' messa a casaccio la Golbet, con Tubani d'esterno dentro il rinvio da parte di Paoli, prova a svettare e poi va al sinistro. Un volitivo Daniele Stufa, non riesce nemmeno in questo caso a trovare il 2-1. Adesso sono disposti un po' a casaccio in campo quelli della Golbet, con Monteforte tutto largo. Succi toccato, non c'è fallo secondo l'arbitro, il rilancio di Stufa è un'altra palla buttata nel nulla. Goletti va ad attaccare il portiere Princigalli, l'estremo difensore della Roma si libera della sfera andando da Alcini, quindi Liotti, pressato, si gira, se ne va Liotti, Tubani con la spalla, con un fallo secondo l'arbitro. Porco Dio, sono uno meno, stava ancora a 5 dietro. Ma che stava a parlare? La lunghissima rincorsa di Klaus Seferi e la bordata direttamente contro la barriera della Golbet, che poi si distriga nel contropiede lanciato da Tubani, che raccoglie il passaggio di ritorno, lo dà a Monteforte, alto sulla traversa. Che azione qui di Tubani, travolgente, e la Roma era andata a farsi sorprendere direttamente dal suo calcio di punizione battuto. È rimasto a terra, deve rientrare velocemente Morezzi. C'è Stufa da quest'altro lato che non ce la fa, lo aiuta ad alzarsi Opara. No, Stufa ce la fa, Morezzi va a risedersi in panchina dopo un primo tempo giocato così e così per una volta dall'ex mago, prima della Ragnatela Pub, scusate, poi di Bacci Immobiliare. Liotti prova Pisapia, sbatte su un avversario, Liotti, scavetto ben letto da Stufa che si è ripreso del tutto, quindi Pantaleoni, Sterbini, Santini in diagonale, Princigalli prova a girarsi allo spazio e non va lontano dal palo alla sinistra di Goletti. Forcing della Golbet, solo recupero probabilmente al termine con la Roma che prova in ogni modo a resistere e casomai prova a pungere anche dall'altra parte. Liotti contro Stufa però che la recupera, Stufa che riesce ad andare ancora da Matteo Monteforte, punta l'avversario, vince il rimpallo, Monteforte in area di rigore, toglie le castagne dal fuoco, completa una rimonta importantissima per la Golbet. Matteo Monteforte che va a dedicare il gol qui sotto al presidente Cencetti, è 2-1. Punita molto, forse troppo severamente, una Roma Calcio a 8 GSA che così come era accaduto contro la Pisana va ad opporre tutte le proprie forze di gioco, di carattere, di saper stare in campo, ma viene poi punita, ora anche con l'uomo in meno, non rinuncia naturalmente in queste ultime azioni a tentare la via del gol del pari. Allora Paoli di spalla Monteforte, ha allargato il braccio secondo l'arbitro e calcio di punizione per la Roma, giallo per Monteforte. Io lo gioco su mia madre, un po' più drago. Vabbè, oh. Basta. Quindi, ma come sono fermato? Lo so pure fermato. Sai che sono fermato. Occhio lì, oh, occhio là, mi sono fermato. Matteo.
Pisapia, da Alcini, lungolinea, poi cross, svettano in area quelli della Golbet. Tubani può lanciare ancora il contropiede di Monteforte, sono in 2 contro 0, Monteforte va in proprio, non va a servire Princigalli che era solo di fronte a Goletti, un errore che fa imbufalire il giocatore in maglia numero 21 che aveva segnato il gol del momentaneo pareggio. Poi Alcini con un tunnel su Pantaleoni, palla troppo lunga per Parroni, si impegna a centrocampo Santini, è fresco. Alcini lo è di meno, ma dialoga con Liotti che sbaglia clamorosamente. E allora Tubani le sue finte, si libera Tubani, salta un altro uomo, è solo in aria, Tubani mette anche a sedere Goletti e fa 3-1 contro una Roma tutta proiettata in avanti e con l'uomo in meno. Segna Tubani 3-1. È successo qualcosa nel frattempo a centrocampo, Pantaleoni viene cambiato, è andato ad attaccarsi con un avversario, se n'è andato a prendere con Alcini. Con lo stesso punteggio con il quale era maturata la sconfitta contro la Pisana, la punizione diventa davvero immeritata, constatando i 50 minuti di oggi per una Roma che attacca comunque a testa bassa, ma ora di possibilità per giungere al pari non ne ha praticamente più. Fallo subito da Parroni. Non abbiamo visto la segnalazione del recupero. Due in barriera, Parroni a giro, Opara sopra la traversa col triplice fischio del direttore di gara che sancisce una vittoria soffertissima per la Golbet calcio a 8 contro una Roma che cede solo nel finale con l'uomo in meno per l'espulsione di Cossu. Finisce 3-1 e la Golbet si presenterà al big match contro il Cotton, ancora avanti di un punto.